Allora, questo progetto nasce da un'idea del mio socio Claudio Iannelli, che ha lavorato per anni nel mondo delle energie rinnovabili e soprattutto dell'infrastrutturazione elettrica stradale, e ha avuto l'idea di portare il concetto di infrastruttura elettrica sulla nautica. Questo perché? Perché lo sviluppo del mercato dei motori elettrici non potrà mai partire finché non c'è un'infrastruttura. Quindi è inutile avere le barche elettriche se poi non sappiamo dove caricarle. Nasce a Venezia, chiaramente città simbolo e topologica anche per quanto riguarda la sperimentazione della nautica elettrica per ovvie ragioni, e perché è il posto forse più difficile dove riuscire a realizzare un'infrastruttura per tutti i vincoli ambientali e paesaggistici che sono in città. Quindi da lì è nata l'esigenza di creare l'infrastruttura ed è nata l'idea di inserire l'infrastruttura all'interno di un elemento già esistente, perché diventava difficile andare a mettere le colonnine di tipo stradale sui canali e sulle fondamenta. Quindi è nata l'idea di inserire la tecnologia di ricarica all'interno del palo di ormeggio, quindi un elemento che è ovunque in città, che è usato da tutti, e dopo 1 anno e mezzo di sviluppo l'azienda è stata fondata, abbiamo iniziato a lavorare a gennaio 2019, fondata l'azienda a giugno 2019, il primo prototipo lo presentiamo oggi. Si chiama iDock, appunto contiene dentro tutta la tecnologia e soprattutto anche il contatore, quindi questa installazione può essere fatta anche remota a chi non ha come la maggioranza delle persone la propria riva d'acqua o il posto barca nelle adiacenze dell'abitazione, e abbiamo risolto questo problema grave di mettere anche per esempio tutti i contatori per strada fondamentalmente. Il cavo proviene da sotto la fondamenta, passa sotto il fango, entra all'interno della parte basale e sale nella colonna che contiene una tecnologia di NLX, quindi abbiamo una parte molto stretta con NLX che ci ha fornito la parte software e hardware relativa all'infrastruttura di ricarica, e abbiamo scelto un tipo di presa che è la tipo 2 modo 3 di derivazione puramente stradale, perché è l'unica che consente di fare ricariche di tipo pubblico, perché finché uno è nella propria abitazione, nella banchina propria, può anche ricaricare con un asciugo, con una presa banalmente industriale, non si può fare se siamo in ambito pubblico. Il progetto vede la collaborazione di Veritas, dove qui stiamo vedendo la loro imbarcazione elettrica. Stiamo sviluppando con Veritas altri 2 punti di ricarica, uno a Ca' Giustiniana e l'altro a Campo Santi Apostoli, per permettere alla barca elettrica di ricaricarsi nei periodi di sosta. Il progetto prevede l'infrastrutturazione di tutta la laguna nei prossimi 5 anni. Che impatto potrebbe avere su Venezia? Ci immaginiamo una Venezia fra qualche anno dove non ci saranno più motori endotermici. Questo è il sogno di Concept, e attraverso i dock il suo prodotto di realizzazione. Abbiamo in mente anche altri prodotti da affiancare a questo per coprire altre esigenze da banchina o da boa. L'idea è quella che Venezia diventi il fulcro sperimentale della nautica elettrica mondiale. Quindi poi il progetto prevederà anche l'infrastrutturazione delle acque interne, dove ben si presta la nautica elettrica, penso ai laghi, al lago di Garda piuttosto che ai laghi austriaci, alla nautica fluviale. E questo è il primo passo, ma è appunto, come dicevamo prima, solo l'inizio. Avete appena lanciato una raccolta in crowdfunding? Abbiamo lanciato fino ad ora il progetto è stato finanziato con risorse proprie, quindi fino a oggi abbiamo finanziato tutta la parte sperimentale e prototipiale con risorse proprie. Da ieri l'altro è aperta sulla piattaforma Ecomil la campagna di equity crowdfunding, quindi cerchiamo fondamentalmente soci per lanciare la parte di consolidamento dello sviluppo e commerciale, con un obiettivo di raccolta tra i 100 e i 250 mila euro, quindi non una cifra eccessiva, che ci permetta di consolidare lo sviluppo, sviluppare nuovi prodotti, ma soprattutto estendere la rete commerciale e di vendita. Sì, no, dicevo, grazie alla preparazione, alla collaborazione con E-Distribuzione, gestisce la rete elettrica di distribuzione qua a Venezia, sono riusciti a cablare sotto la fondamenta il cavo, il cavo esce in fondo alla fondamenta, qua adesso non si vede ma c'è un corrugato sotto,
gira nel fango per 6 metri, abbiamo lasciato un po' di lasco in caso si dovesse smontare la parte sommitale, risale qua all'interno del tubo della parte basale, il cavo sale fino al contatore che è installato nella testa della palina. Il contatore che è contenuto dentro una scatola stagna, ovviamente, perché non per un problema di acqua alta, perché se l'acqua arrivasse qua già sarebbe l'ultimo dei nostri problemi, diciamo di Venezia, ma perché il palo potrebbe cadere in acqua fondamentalmente, potrebbe portarsi, quindi la camera è stagna la scatola, che poi va ad alimentare la stazione di ricarica che è la Juice Box di NRX.